Accordo siglato e portato a casa per il Friuli Venezia Giulia riguardo al patto finanziario con lo Stato stabilizzato fino al 2033. Ciò permette una programmazione di più ampia durata su fondi certi, risorse che già quest'anno in larga parte sono stati dedicati al pacchetto sanità, decisione che ha permesso in questa variazione di bilancio regionale di poter dedicare sì ulteriori fondi al settore salute, ma con la certezza di una base già solida. Quest'anno abbiamo creato una legge di bilancio che già dava moltissime risorse alla sanità, quindi a differenza degli altri anni dove anche l'incertezza dei rapporti con lo Stato, oggi io ho firmato l'ultimo accordo col Ministro Giorgetti che di fatto stabilizza le entrate fino al 2033, ci permette di fare una programmazione più di lungo termine, quindi l'enorme quantità di risorse, devo dire, che abbiamo stanziato a inizio anno per la sanità, oggi testimoniano che hanno rafforzato il sistema e hanno permesso al sistema di fare una programmazione e non dover aspettare ogni anno le varie leggi di assestamento per acquisire ulteriori risorse. L'assessore alle finanze Barbara Zilli ha poi riassunto gli interventi strategici che in questa fase di assestamento hanno puntato in particolare su investimenti in sicurezza e infrastrutture, ma anche eventi e welfare. Gli investimenti prima di tutto in tutti i settori, per la sicurezza del territorio, per la fruibilità del territorio stesso, quindi penso alle strade, ai ponti, penso alla mitigazione del rischio idrogeologico, penso anche alla valorizzazione di tutto quel comparto di eventi che in questi anni siamo pronti a mettere a terra, come la capitale italiana della cultura per quanto riguarda Pordenone, l'anniversario, il 50° del terremoto del 76 e molto altro. Non solo, c'è attenzione particolare anche ai bisogni delle famiglie, perché l'obiettivo della nostra amministrazione è quello di mantenere tra le priorità la coesione sociale. Sul fronte welfare un rafforzamento anche per il settore sociale con incentivi e attrattività per quanto riguarda le professioni sanitarie, un'attenzione anche allo studio per le liste d'attesa che sarà oggetto di una valutazione da parte dell'assessore Riccardi.